dal parco di Neonelli alla ricerca dello spuntone roccioso di Sagravarissa. Iniziamo a vederlo lì su, eccolo là. Questo, come al solito facciamo fuori percorso, siamo allergici ai sentieri normali, quindi ci piace così. Allora vediamo di andare di laggiù. Vai. Come stanno il riferimento? Saliamo su. Ci siamo? Che è successo? Cercando funghi? E poi qui? Secondo me è da sopra. Secondo me è da qui, eccola là, guarda è bella. Arrivati. Stiamo arrivando proprio sotto. Eccolo là, bello. Guardate che meraviglia di struttura che ha realizzato la natura. Incredibile. Fantastico. Bellissimo. Mo? È stupendo. Sagravarissa. Sagravarissa è un monumento naturale sito nel territorio comunale di Austis, nella regione storica del Mandrolisai, nella provincia di Nuoro. In particolare si tratta di un blocco di roccia granitica, alto circa 50 metri, che si erge solitario dalla macchia, in località Sasenoredda, nelle campagne del paese. La roccia ricorda la figura di una donna vestita in abito tradizionale, con tanto di copricapo. Sagravarissa si trova alla quota di circa 730 metri sopra il livello del mare ed è circondata dal verde e dalle essenze tipiche della macchia mediterranea, con arbusti di mirto e lentisco e alberi di leccio. La leggenda che circonda questo monumento naturale narra che una fanciulla di Cabras, Oristano, si fosse innamorata di un pastore di Austis, conosciuto durante la transumanza invernale, che dalle montagne portava le greggi alla ricerca di pascoli verso la zona del Campidano di Oristano, dove il clima è più mite. I due innamorati si scambiarono doni e promesse di matrimonio, ma alla fine del periodo di transumanza, in primavera, il pastore ripartì per la montagna. La giovane ragazza attese invano il suo ritorno, sin quando decise di andare a cercare il promesso sposo e partì alla volta di Austis. Al suo arrivo scoprì l'inganno e il motivo del mancato ritorno del giovane pastore, trovandolo sposato con un'altra donna. Affranta dal dispiacere,
Durante il viaggio di ritorno verso casa, la ragazza rivolse un ultimo sguardo al paese di Austis, rimanendo pietrificata dal dolore, tramutandosi così nella celebre Ruccia. La fanciulla di Cabra Sagravarissa è ancora lì, nel suo vestito di pietra, con lo sguardo rivolto al suo amore mancato.